bentrovati da voi la linea, ancora una buona giornata a voi da Telefriuli. Noi partiamo dal Consiglio regionale, dove oggi l'assessore regionale Roberti e il presidente del Consiglio regionale Zannin hanno incontrato i discendenti dei corregionali all'estero, un'occasione per rinsaldare i legami con la terra d'origine. Presidente, oggi avete accolto i nipoti, i figli dei corregionali all'estero, una giornata importante per ricordare le loro radici. Sì, non solo per le radici, ma per rinsaldare questo rapporto con giovani che studiano e magari cominciano a affacciarsi al mondo del lavoro nei loro paesi, ma che hanno questo stretto legame con la terra d'origine dei loro nonni e dei loro genitori. E credo che sia fondamentale da una parte per fargli sentire che c'è un legame valoriale, credo, importante con il Friuli Venezia Giulia, a cui loro guardano con grande interesse e grande attenzione. Dall'altra parte anche fare in modo che si creino dei legami non solo culturali ma anche sociali, economici con i paesi in cui si trovano, creando sempre di più delle opportunità, perché la crisi della pandemia ci ha insegnato che la globalizzazione selvaggia probabilmente, dal mio punto di vista sperabilmente, si è conclusa e bisogna aprire una serie di relazioni basate su rapporti valoriali, su filiere corte e su una omogeneità di pensiero. E credo che i corregionali all'estero siano i primi con cui la Regione Friuli Giulia deve parlare, specialmente con queste giovani generazioni. Assessore, oggi è un momento importante con i corregionali all'estero che rappresentano una risorsa per il Friuli Venezia Giulia. Assieme al Presidente siamo reduci da una missione negli Stati Uniti che ha dimostrato ancora una volta quali sono le possibilità, le porte che possono aprire i nostri corregionali sparsi per tutto il mondo. L'abbiamo detto più volte che rappresentano dei veri e propri ambasciatori in tutto il mondo che riescono a coprire capillarmente tutto il territorio dell'intero pianeta. Anche in questa missione si è dimostrato questo, ci hanno permesso di poter conoscere aziende, di poter individuare realtà produttive che potrebbero instaurare nuovi rapporti commerciali con il Friuli Venezia Giulia, e quindi anche la giornata di oggi ci è utile per rinsaldare quei rapporti. Oggi infatti siamo al culmine di un progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in cui lo scopo è proprio quello di rafforzare quelle radici, richiamarli nel territorio, permettergli di riscoprire le terre che loro o i loro genitori, i loro nonni hanno lasciato tanto tempo fa, e riuscire a tenere stretto quel legame significa proprio poter rimanere sempre ben saldi con le radici sul territorio e permettere a noi di poterli individuare in qualsiasi momento per qualsiasi necessità. C'è un legame particolare tra chi lascia il Friuli Venezia Giulia e il Friuli Venezia Giulia, un legame speciale quasi indissolubile. È quello che si percepisce andandoli a trovare, ricevendoli come facciamo oggi, è il fatto che il Friuli Venezia Giulia resta nel cuore, che casa, patria, famiglia rimane comunque il Friuli Venezia Giulia, indipendentemente da dove in questo momento abitino, se siano nati o meno in Friuli Venezia Giulia o dall'altra parte del mondo. Nel cuore rimane quello, nel cuore rimane il Friuli Venezia Giulia, un Friuli Venezia Giulia che probabilmente hanno lasciato in condizioni completamente diverse, un territorio martoriato dalle 2 guerre mondiali, in piena crisi o nel post terremoto del Friuli, ma che oggi è una terra meravigliosa e vale la pena fargliela scoprire, fargli capire quante opportunità ci sono per poterli anche invogliare o a rientrare, se ce ne fossero le possibilità, o comunque, come dicevo prima, permetterci di instaurare anche dei rapporti commerciali che possono essere interessanti per le aziende in cui lavorano adesso e per le aziende del nostro territorio. Gli assistenti sanitari sono stati in prima linea durante l'emergenza pandemica ed è raddoppiata la richiesta di questa figura professionale. Così a Gorizia parte un corso di laurea per assistenti sanitari, ci si potrà iscrivere online fino al 17 agosto e sono disponibili 40 posti. In piena emergenza Covid è stata una figura chiave, quella degli assistenti sanitari, sempre in prima linea tra vaccini, tamponi, supporto delle indagini epidemiologiche. Una figura professionale sempre più richiesta ed ora a Gorizia sarà disponibile un corso di laurea dedicato. Nel panorama attuale troviamo questa figura molto richiesta dalle aziende sanitarie, è una figura proprio che ha una forte presenza sul territorio, quindi nelle aziende sanitarie a livello territoriale.
È una figura che, in possesso della laurea abilitante alla professione, può svolgere attività di prevenzione, promozione ed educazione per la salute. È una figura professionale che lavora in vari ambiti della prevenzione e della promozione della salute. Si occupa di inchieste epidemiologiche nel caso delle malattie infettive, vaccinazioni sia nella fascia pediatrica che negli adulti, la medicina dei viaggi, la prevenzione e la promozione della salute nelle comunità scolastiche, ad esempio, e anche di screening oncologici, di sicurezza negli ambienti di lavoro. L'epidemia di Covid-19 che stiamo vivendo ci ha fatto capire come sia importante agire sulla prevenzione, e l'assistente sanitario è il professionista che per definizione si occupa di prevenzione in ogni posto. Assolutamente, il corso quest'anno apre per il primo anno a Gorizia, è un corso interateneo, cioè è nato dalla collaborazione fra l'Università di Trieste e di Udine. Si può iscriversi dal 18 di questo mese al 17 agosto e l'esame è previsto il 15 di settembre a Trieste e la sede sarà a Gorizia, dove inizieranno le lezioni. Il corso di laurea è suddiviso in 3 anni e in questi 3 anni ci sarà una parte di materie con lezioni frontali dove ci saranno materie che sono materie di base tipo anatomia, fisiologia, biologia, farmacologia, immunologia, tutte materie insomma, tipiche insomma, di base e materie caratterizzanti proprio del profilo che riguardano ad esempio la promozione della salute, la sociologia, la psicologia, ma anche materie che riguardano proprio lo sviluppo diciamo, del bambino, dall'ostetricia alla pediatria, alla medicina del lavoro. Industria Udine ha ospitato un incontro sui temi della transizione digitale e dell'intelligenza artificiale. Marco Landi, unico italiano ad aver assunto in passato la presidenza di Apple, ha dialogato con la vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli. Siamo a Palazzo Toriani, Confindustria Udine oggi promuove questo incontro sulla transizione digitale, sull'intelligenza artificiale con la vicepresidente Anna Mareschi Danieli e il dottor Marco Landi, presidente dell'Institute Europea e anche ex presidente di Apple, peraltro una figura importantissima. Mareschi Danieli, insomma, la transizione digitale è fondamentale per le nostre imprese, lo ribadirete anche oggi. Sì, assolutamente. Diciamo che transizione digitale e intelligenza artificiale sono due temi, seppur la maggior parte delle persone pensa simili, sono molto diversi fra loro. Oggi si parlerà proprio di intelligenza artificiale. Perché? Perché se oggi abbiamo ancora la possibilità di scegliere, di applicare in un certo modo l'intelligenza artificiale, fra pochissimi anni la riconversione del mondo lavorativo porterà l'intelligenza artificiale ad essere una condizione sine qua non per la competitività delle nostre imprese. Noi dobbiamo anticipare, questo è il nostro ruolo, dobbiamo far vedere le best practice e dobbiamo fare di tutto affinché le produzioni della nostra manifattura aumentino il valore aggiunto per far sì che il territorio diventi più ricco, come? Attraverso l'aumento dei salari. Le nostre aziende sono pronte, sono preparate a questo cambiamento abbastanza, visto poi ci saranno tanti soldi del PNRR proprio per la trasformazione digitale? No, probabilmente pronte no. È sempre molto complesso un cambiamento culturale di questo tipo, quindi ci devono essere degli stimoli molto forti e dobbiamo essere noi sufficientemente bravi e convincenti nello spiegare che oggi è una condizione ineludibile, che oggi l'intelligenza artificiale deve essere inculcata nella mente dei nostri figli, dei nostri bambini, perché parliamo di scuole elementari, scuole medie, fin dall'inizio, per far sì che la mente possa iniziare fin da subito a ragionare in un certo modo. Dottor Landi, dove arriveremo con l'intelligenza artificiale? Ecco, che mondo ci si prospetta di fronte? Beh, abbiamo due bivi in cui si può cercare veramente di utilizzare l'intelligenza artificiale per un mondo che sia più compassionevole, per un mondo che sia più capace di
avere delle relazioni amichevoli, è un mondo che potrebbe essere invece molto più critico. Io sono qui ed opero e cerco di far capire che l'intelligenza artificiale è qualche cosa di fenomenale, non è più quella grande transizione di cui ha fatto per esempio il vapore, l'elettricità, è qualcosa di più, è qualcosa che riuscirà, se noi la gestiamo bene, a farci lavorare meno, a farci capire di più e soprattutto a fare di questo mondo un mondo più vivibile, perché noi parliamo tanto anche di transizione ecologica, ma la transizione ecologica va fatta sui dati e i dati hanno bisogno dell'intelligenza artificiale. Per il mondo delle imprese convivere uomo, indispensabile naturalmente la macchina, però sempre più potrà dare un supporto anche per una qualità di vita e di lavoro migliore. La macchina andrà sempre di più a eliminare quei lavori di routine, quei lavori faticosi, quei lavori che sono pesanti, dando invece sempre di più la possibilità a creatività, a possibilità di un interfacciamento uomo-uomo con la macchina che diventa il mezzo per aiutare e facilitare il lavoro, ridurre il lavoro, prepararsi ad avere sempre di più capacità di poter gestire quella macchina, perché è l'uomo che deve avere il suo destino nelle mani, non lo può lasciare alla macchina, e soprattutto la possibilità di ridistribuire la ricchezza che l'intelligenza artificiale ci darà. Grazie, allora è tutto da Palazzo Toriani, a voi la linea. Grazie a Daniele Micheluzzo, noi ci fermiamo qui per oggi con A voi la linea, l'informazione torna alle 16:30 con il nostro TG Flash. Buon pomeriggio.